benvenuti. Grazie. Oggi ci troviamo qua perché siete stati, selezionati come rappresentanti del nostro istituto per aderire a questo progetto intitolato Premio Bezzo 2023 che è arrivato alla terza edizione. Questo progetto analizza quello che è la nostra carta d'identità, vale a dire il PTOF, attraverso sia la visuale di voi studenti, sia attraverso anche la visuale dei docenti. Ciao ragazzo, famissima in più, il prof oggi ci ha parlato del PTOF, voi sapete cos'è il PTOF? Secondo me è metodo di cottura. Ma dai, non scherzate, vi ricordate l'anno scorso quando abbiamo fatto il progetto sui tagli della carne? Ecco, quello rientra nel nostro PTOF. Ah, comunque per il cibo non posso aver niente magari adesso, passiamo. dopo, ok va bene, grazie, Ciao! Ciao, come state? Ciao, tutto bene? Bene te? Non lo so, è un po' noioso ultimamente, poi in classe continua di... Li avete fatti voi questi? Sì. Belli, belli. No, dicevo, stiamo facendo sta cosa del PTOF, voi sapete... Sembra il nome di un'attrezzatura da cocktail. No, ma cosa dici? Non ti ricordi che l'anno scorso abbiamo fatto la gara nazionale degli istituti alberghieri e il filo conduttore era la sostenibilità e nel PTOF questo è proprio uno degli obiettivi della scuola. Ah, ok, vabbè, a dopo comunque allora. A dopo. Ciao. Allora, questi sono i progetti che possiamo presentare. Ciao ragazzi, dove mi portate oggi? Ciao, guarda, stiamo giusto preparando un itinerario green sull'altopiano di Asiago, ti potrebbe interessare? Sì, però prima dovrei capire cos'è il PTOF, voi sapete qualcosa? Guarda, il PTOF serve a mantenere attuale la nostra figura professionale attraverso i progetti formativi. Acquisiamo delle specializzazioni in base alle richieste del mercato. Inoltre, grazie ai progetti formativi come il PTOF, la scuola cura il benessere degli studenti attraverso percorsi legati alla socialità, alla relazione tra noi e la sensibilizzazione contro il bullismo. Grazie, Ciao! Vai oggi? Oggi devo fare shopping con papà perché è giunto il momento di fargli spendere un po' di soldi, sai. Cosa comprare? Compriamo... Ciao, come state? Ciao! Bene, tu? Sì, dai, bene. Sono un po' in ansia in realtà perché devo capire cos'è il PTOF. Voi per caso sapete cos'è il PTOF? No, vero. Perché ce ne stava parlando stamattina il professore, ma non... Buongiorno, prof. Buongiorno. Sì, grazie. Lei? Giornata oggi, che dice? Bellissima. Ma ho sentito PTOF? Sì, prof, sa cos'è? Devo saperlo per forza, anche perché è la carta di presentazione, il documento fondamentale di una scuola, perché in qualche modo ne presenta il valore, l'importanza. Intanto è quello che ci fornisce, ci indica quelli che sono gli obiettivi da raggiungere. Poi sapete che una scuola ha tantissimi progetti, quindi ci consente anche di comprendere a che punto si è e se i progetti vengono messi in atto. Fondamentale poi per voi, ci fornisce, a noi insegnanti fornisce le linee guida che ci permettono di creare il curriculum anche attraverso il PFI, che poi sarà la carta di presentazione quando uscirete da questo istituto, dalla vostra scuola. Mi fa piacere sapere che siate curiosi, andrete a consultarlo. Beh, certo. Adesso sì. E intanto buona giornata a tutti. Grazie, Anche a prof. lei, Buona anche a lei, giornata. arrivederci. Buona giornata. Hai capito? Sì, no, non pensavo fosse una cosa così importante, sinceramente. E invece? Invece. Sì, avanti. Posso entrare? Buongiorno, ciao. Buongiorno, preside. Buongiorno. Avrei una domanda importante. Sì. Piano triennale offerta formativa. Ma quindi è questo qua il PTOF? Cioè solo questo documento? Cercavi il PTOF? Sì, è tutta la mattina che sto girando per la scuola in cerca di questo documento. Beh, guarda, e allora ce l'avevi proprio sotto il naso, perché il PTOF è proprio la scuola che stavi girando stamattina ed è tutto quello che vedi. Ah, posso portarmelo? Certo, è anche tuo. Grazie. Beh, mi ero fatto l'idea che il PTOF fosse un documento inutile, invece ho scoperto che è la nostra carta d'identità che certifica chi eravamo, chi siamo e sicuramente chi saremo. Ciao! Ciao!